Oh sì, oh sì. E così l'hai visto rialzarsi e andarsene dopo la caduta? Sì, certo, come un angelo in carne e ossa, amico. Potresti descrivermelo? Vattene! Mi stai facendo perdere tempo. L'hanno visto in 20, ma nessuno riesce a descriverlo. Dicono solo che è pelato con un tatuaggio sul collo. Pensi davvero che sia Hitman? Fosse anche la fatina dei denti, lo prenderò. Detective, questo è stato consegnato all'ingresso. Il ragazzo ha detto di darlo a chiunque cerchi Hitman. Conosciamo il luogo dello scambio? Sì, signore, il Blackwater Park. Le ho già assegnato 3 squadre. Bene. Prendiamo la ragazza, la portiamo al sicuro, poi li attiriamo allo scoperto e ci riprendiamo i soldi. I riscatti non rientrano nel budget annuale dell'agenzia. Posso chiedere dove andiamo, signore? Oh, Sud Dakota, dove vedremo morire la leggenda. Prossimo caso in esame, Dexter Industries contro Kevin Zimmerman. Violazione di proprietà. Dov'è il prigioniero, sceriffo? Vostro onore, il prigioniero ha avuto un sfortunato incidente in cella questa mattina e lo stanno portando in infermeria. Capisco, certo. Crede che si riprenderà? Non ha un bell'aspetto. È stata una brutta caduta. Caso chiuso. Bene, credo che farò un salto in prigione per controllare i detenuti. Con permesso, vostro onore. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Hitman Absolution. Quest'oggi continueremo la nostra avventura in single player. A quanto pare ci ritroviamo in un bel tribunale dove la nostra cara Victoria probabilmente si ritrova prigioniera. Dobbiamo raggiungere le nostre celle di custodia, ovvero la prigione si trova oltre l'aula giudiziaria perché probabilmente ci sarà un processo in corso. L'unico posto sensato per tenerla. Posso raggiungerla attraversando l'area delle celle di custodia. Molto bene, allora vediamo un po' che cosa abbiamo nel nostro inventario per capire più o meno quello che possiamo fare. Abbiamo il nostro classico completo oscuro dell'agente 47, le nostre due belle Silver Bailer e anche la nostra corda di pianoforte. Allora, vediamo un po' cosa ritroviamo qui intorno. Allora, ovviamente c'è il nostro caro processo in corso. Il nostro obiettivo deve essere probabilmente al di là di quella porta, protetta da un codice alfanumerico. L'edizione qua c'è troppo traffico, però vediamo quello che possiamo fare. Andiamo a sempre più guardie. Maledizione, vediamo un po' da quella parte, forse possiamo scendere. Diamo un'occhiata. Non credo che ci faranno passare. Quest'area sarà destinata agli imputati
davanti alla corte, maledizione. Proviamo a dare un... Ah, perfetto, perfetto, qua c'è una bella porta, vediamo un po'. Non riesco a dare un'occhiata. Vediamo un po', court, forse deve essere la stanza della corte. Ancora che continuano a gridare, maledizione, un tribunale molto affollato. Vediamo un po', qua c'è la nostra bella statua della giustizia, molto bene. Allora, a quanto pare il nostro obiettivo è a circa 100 metri dalla nostra posizione, però non riusciremo a ottenere vantaggio senza un ottimo travestimento. Credo che sia un'ottima idea raccogliere magari l'uniforme di qualche ufficiale qui intorno, di qualche bella guardia, per riuscire a passare inosservati. Allora, vediamo un po' innanzitutto di capire dove ci ritroviamo. Vediamo un po', forse questo ragazzone sta andando da qualche parte. Statuetta, questa può essere utile, la nostra bella faccia del presidente, vediamo di prenderla, molto bene. Security room, questa deve essere la stanza della sicurezza. Vedo molti colletti blu, quindi stiamo attenti. Vediamo un po' dove va il nostro caro amico. Ah, il distributore dell'acqua, stai calmo. Questa deve essere un'altra stanza molto particolare, forse una specie di passaggio, come dire, particolare. Ci serve una chiave però. Ah, il nostro tribunale si suddivide in due zone, un piano terreno e anche un piano superiore. Vedremo di dare un'occhiata anche dall'altra parte. Vediamo un po' cosa c'è qui, molto bene. Qui c'è la nostra cara signorina, si prende il tè, come va? Tutto bene? Vediamo un po'. Ah, qui ci sono i bagni, molto bene. Vediamo qui dentro, magari c'è qualcuno che possiamo far secco. Maledizione. Ah, qui ci sono un medikit, qualcosa del genere, però abbiamo la vita massima. Un bell'armadietto. Maledizione. Una grata. Vediamo un po' dove porta. Tirati su, Hitman. Diamo un'occhiata. Molto bene. Allora, diamo un'occhiata. Forse arriveremo dall'altra parte del condotto. Forza, stiamo sconfinando, maledizione. Siamo arrivati in una zona molto particolare. Vediamo di uscire. Perfetto. Allora, dove siamo finiti? Questo deve essere, vediamo un po', che è l'altro bagno. Ah, deve essere il bagno femminile. Cosa c'è di importante da queste parti, maledizione? Vediamo un po', magari c'è qualche oggetto molto particolare. Vediamo. Maledizione. Mi sa che di qua non possiamo far nulla. Credo che dobbiamo ritornare nel bagno degli uomini perché non possiamo uscire da questa parte. Allora, vediamo un po'. La situazione sembra abbastanza complicata. Non mi viene in mente nulla. Anzi, devo riuscire ad attirare qualcuno qui dentro da far secco con la bella statuetta. Vediamo un po' di portare dentro qualcuno. Vediamo. Qua ci devono essere diverse guardie. Ah, qui c'è qualcosa. Vediamo un po' uscita. Forse questo è il luogo da dove abbandoneremo la missione. Ah, forse possiamo uscire. Vediamo. Ah, questo deve essere, come dire, ciao amico mio, come va? Tutto a posto? Questo deve essere una specie di guardiano. Vediamo un po' cosa c'è da questa parte. Questo deve essere il cortile del tribunale. Vediamo un po'. Qua mi sembra che c'è un'altra... Che cos'è? Una specie di raduno qui. Vediamo un po'. Estintore. Stiamo sconfinando, maledizione, stiamo attenti. Un bell'ufficiale qua sotto. Proprio quello che ci voleva. Stiamo attenti. Maledizione, una bella auto della polizia. Vediamo di agire con molta cautela. Ci hanno messo anche un bel baule. Molto bene. Vediamo di farlo secco. Anzi, io direi di utilizzare la nostra solita formula. Neutralizziamolo. Vieni, bello. Evitiamo di utilizzare la statuetta perché forse la rottura di essa provocherebbe un rumore. Quindi vediamo di catturarlo. Travestiamoci da ufficiale. Molto bene. Vediamo se abbiamo il cappellino perché è la cosa più importante. Dannazione. Ok. Attenzione. Amico mio, sei abbastanza pesantuccio, Vediamo di metterlo qui dentro. Tirati su, bello, forza. Stava fumando una bella sigarettina, Tutti questi dannati ufficiali. Ci sono diverse guardie davanti a noi. Vediamo un po' quello che possiamo fare. Raccogliamo il nostro bel manganello qui vicino. Allora, vediamo un po'. Ci sono a quanto pare 3 guardie davanti a noi. 1:12. Probabilmente stanno parlando tra di loro dall'altra parte della mappa. Questo deve essere una specie di cortile, un parcheggio per le auto della polizia. Allora, c'è anche un bel bus della scuola là sotto. Molto bene. Ci sono 3 guardie. Allora, vediamo di attirarne qualcuna qui dentro, magari con un colpo di manganello al muro. Vediamo un po' se riusciamo ad attirare qualcuno. Molto bene. Probabilmente sta venendo qualcuno dal piano di sopra. Vediamo un po' quello che possiamo fare. Eccolo che arriva. Perfetto. Vediamo un po' chi è questo dannato. Diamo un occhio. Probabilmente arriverà da questa parte, maledizione. Vediamo un po'. Eccolo, maledizione. Ah, forse era quel ragazzo, come dire, quell'uomo che si stava fumando la sigaretta qui intorno. Vediamo se è vero. Probabilmente, eccolo, sta andando a vedere. Però non era proprio quello che cercavo. Allora, vediamo se possiamo portare qua dentro proprio un altro poliziotto. Dobbiamo fare completamente piazza pulita. Vediamo se riesce ad arrivare qui dentro il nostro caro amico. Calma. Vediamo un po' se riesce ad arrivare. Avanti, bello. Perfetto. Vediamo se possiamo attirarlo. Attenzione. Maledizione, dobbiamo trovare un ottimo luogo per farlo secco. Vediamo cosa c'è, la nostra cara statuetta. Eccolo che sta arrivando, maledizione. Mi sa che dobbiamo utilizzare le nostre belle pistolone. Eccolo. Eccolo il nostro amico. Vieni qua, bello. Attendiamo che l'altra guardia si giri. Ottimo.
Perfetto, ce l'abbiamo fatta, molto bene. Un'uccisione non necessaria, però era fondamentale per evitare quindi il conflitto a fuoco. Vieni qua, amico mio. Anche tu, bello pesantuccio, eh? Mettiamolo qui dentro, visto che abbiamo ancora disponibile un altro spazio. Tirati su, bello mio. Ok, gli abbiamo perforato la testa, mamma mia. Allora, nuovamente il nostro manganello. Vediamo un po' se possiamo attirare anche l'altra guardia. Perfetto, vediamo un po' di dare un'occhiata più da vicino. Allora, il nostro obiettivo deve essere al piano superiore, quindi dobbiamo salire qualche altra bella scala. Brutto questo complesso. Guardate un po' quante guardie che abbiamo qui intorno. Mi sa che dobbiamo affrontarle con il nostro istinto. Ne abbiamo parecchio. Vediamo quello che possiamo fare, dannazione. Andiamo, vediamo cosa ci sarà dall'altra parte. Perfetto, vediamo un po', attenzione. Giù. Perfetto. Allora, No, ascolta, mio cognato era lì. Oh, stai parlando di nuovo della cosa di Great Balls of Fire. Già, quindi entra nel bar un perfetto sconosciuto e dice: qualcuno di voi idioti figli di puttana ha visto Lenny lo storpio? Come se stesse lanciando un fiammifero su una montagna di dinamite. a quanto pare le discussioni dei poliziotti non sono molto interessanti, quindi vediamo di procedere. Abbiamo sempre il nostro caro istinto. Vediamo cosa c'è da questa parte. Forza maledizione che arriviamo. Cosa c'è da questa parte? Che è una specie di baracca. Vediamo. Andiamo. Via. Maledizione. Ce l'abbiamo fatta. Cosa c'è qui dentro? Vediamo un po' che è una specie di deposito. Cosa ci sono? Vediamo un travestimento. Diamo un'occhiata. Forse deve essere... cos'è questo? Manganello con tomahawk. Wow, siamo diventati dei veri e propri indiani. Con questa capigliatura proprio ce la facciamo. Allora, vediamo un po' questo travestimento. Lo possiamo prendere. Vediamo che cos'è. Ah, deve essere lo stesso, maledizione. Ah, ci mancavano gli occhialoni da Baywatch. Abbiamo anche il nostro bel fucilone. Ok, allora, vediamo un po'. Attenzione, vediamo cosa troviamo da questa parte. Ci sono altre guardie. Mi sono andato proprio a bloccare. Vediamo quello che possiamo fare. Non abbiamo molto istinto. Anzi, forse possiamo attirare qualcuno qui dentro. Qui c'è un bel condotto dell'aria. Niente, maledizione. Vediamo un po' se possiamo avanzare senza farci vedere. Andiamo. Perfetto. Sporgenza, wow, perfetto. Proprio quello che ci serviva. Vediamo se possiamo attirare l'attenzione di qualcuno, magari gettando qualcosa dall'altra parte. Vediamo se possiamo farlo, maledizione. Andiamo. Dobbiamo calcolare il momento giusto. Questi si stanno mangiando le ciambellone. Ah no, abbiamo anche noi gli occhialoni. Allora, vediamo, dobbiamo calcolare il momento giusto. Qui c'è una sporgenza, a quanto pare una bella finestrella. Avevo capito che c'era qualcosa di strano, perché il nostro obiettivo è proprio vicino a questo muro. Quindi attenzione. Ok, il nostro caro amico sta andando via. Avanti, vediamo se possiamo lanciargli il nostro bel tomahawk dall'altra parte. Anzi, forse possiamo scannare questo caro amico, però credo che ci veda, maledizione. Vediamo se possiamo lanciare la nostra bella... qua la situazione si fa molto complicata. Allora, vediamo quello che possiamo fare. Dobbiamo stare molto ma molto attenti. Eccolo, vediamo dove va questo caro amico. Perfetto. Vediamo se ci alziamo, intanto ci riconoscono forse. Vediamo un po'. Sì, maledizione. Dobbiamo fare qualcosa. Lanciamo la nostra bella ascia dall'altra parte. Ok, proviamo a cambiare un attimino riparo. Ok, ce l'abbiamo fatta, perfetto. Proviamo ancora adesso. Andiamo. Ci hanno visto. Maledizione. Via. Qui dentro. Ce l'abbiamo fatta, perfetto. Allora, vediamo se ci riconoscono. Signore, posso parlarle un momento? Non allontanarti, fatti guardare bene. Forse non ci ha visto. Fermo dove sei, non ci hanno visto forse. Vediamo un po' se è vero. Maledizione. Perfetto, ancora non ci hanno visto, molto bene. Allora, adesso siamo in una condizione molto strana, perché probabilmente ci ricercheranno i nostri cari amici. Quindi potrebbe essere anche un'ottima idea per riuscire ad attraversare quella bella sporgenza. Vediamo dove se ne vanno. Ok, andate tutti dall'altra parte. Perfetto, vediamo se riescono ad allontanarsi un po', maledizione. È molto difficile anche senza istinto. Eccolo là, il nostro caro amico. Andate tutti dall'altra parte, maledizione. Vediamo se riusciamo a scannarli uno a uno, questi gran maledetti. Ok, eccoli che si stanno avvicinando tutti da questa parte. Calma. Eccolo. Stai calmo, amico mio. Perfetto, il nostro caro tomahawk. Vediamo che succede. Vediamo, ecco, probabilmente arriverà da questa parte. Maledizione, sta arrivando. Prendiamo il tomahawk, prendiamolo. Molto bene, vediamo un po' quello che succede. Cristo santo. Calma. Vieni qua, bello. Perfetto, ci hanno visto, maledizione. Vediamo di far fuoco. Peccato alla testa. Perfetto, ne sta arrivando un altro, eccolo davanti a noi. Maledizione, non deve chiamare l'allarme. Eccolo da questa parte. Ecco che spara. Maledizione, sospettoso, nuovamente è stato sospettoso. Perfetto, ancora non ci hanno visto. Prendiamo il nostro tomahawk, la nostra bella pipa indiana. Vediamo di prenderci il suo cappellino per evitare quindi di farci scoprire. Avanti, amico mio. Perfetto, adesso siamo molto più... si sta avvicinando un altro. Vediamo un po' dov'è il nostro caro amico. Vieni, bello. Calmo.
Calma, amico mio, tutti questi bei poliziotti qua davanti a noi. Vediamo un po' dov'è. Eccolo, deve essere da queste parti. Andiamo. Vieni, bello. Perfetto, nuovamente in stato sicuro. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo eliminato un po' di poliziotti, però siamo nuovamente, come dire, in stato sicuro. Molto bene. Allora, vediamo di affrontare finalmente la nostra bella sporgenza. Tiriamoci su, nostro caro amico. Allora, vediamo cosa c'è da questa parte. Un bel filo spinato, attento ai piedini, Hitman. Allora, vediamo cosa c'è di tanto importante qui dentro. Scambia Tomahawk con mazza da golf. Questa me la tengo stretta. Allora, vediamo dove siamo. Speriamo che nessuno esca fuori. Tomahawk con statuetta. Qui c'è anche un altro bell'armadietto. Dannazione. Questa deve essere appunto la sala del giudice, perché vedo la parrucca qui del 1700. Niente, maledizione. Deve essere proprio dall'altro lato del muro. Quindi vediamo cosa c'è qua. Ci deve essere qualcosa di importante da questa parte. Arrampicati, vediamo cosa c'è da questa parte. Vediamo un po'. Allora, potevamo salire, maledizione, anche da questa parte. Non me ne ero accorto. Potevo anche evitare tutte queste morti. Vediamo un po' cosa c'è qui dentro. Spegni la televisione. Vediamo. Questo deve essere una specie di telecamera come dire, del processo. Vediamo cosa succede. Diamo un'occhiata. Perfetto, allora diamo un'occhiata da questa parte. Questa deve essere la stanza dei nostri imputati. Ordine, signor. Sto facendo tutto ciò che è in mio potere per assicurarle un processo equo. Non sono un fan delle nazioni. Maledizione. E credo che le sue idee. Vediamo cosa sta succedendo da questa parte. Ma ora deve fare silenzio. Devo fare pipì. Beh, abbiamo dei problemi tecnici e un imputato incontinente. Perciò faremo una piccola pausa. Fanno una piccola pausa. Allora, vediamo che succede. Probabilmente il giudice entrerà qui dentro. Vediamo quello che possiamo fare, se possiamo ottenere il suo posto, se possiamo scarnarlo al nostro caro amico. Allora, vediamo un po'. Questa deve essere sicuramente la stanza del giudice, quindi deve tornare per forza da questa parte. Eccolo il nostro caro amico. Vieni, bello. No, la porta. Perfetto, vediamo di neutralizzarlo il nostro caro giudice. Vieni qua, bello. Allora, vediamo un po' quello che possiamo fare. Possiamo utilizzare il suo travestimento. Molto bene. Allora, mi sembra che qua vicino avevo visto un armadio o qualcosa del genere. Guardate che figo il nostro Hitman. Finalmente con i capelli, Allora, mettiamolo qui dentro. Ok, bello. Forse con questo travestimento possiamo raggiungere finalmente la nostra stanza, come dire, l'insediamento della nostra cara Victoria. Allora, vediamo un po' che cosa possiamo fare. Qui abbiamo dei... Insomma, le parrucche incipriate, i biscotti secchi sono già abbastanza, ma ora ci fa anche guardare le partite di cricket. E insiste che io traduca le dichiarazioni dei testimoni anche in inglese britannico. Non scherzo. Devo tradurre stronzo in arsehole e in blimey. Davvero, blimey. Sta criticando il caro giudice, questa stronzetta. Porta rispetto, maledetta. L'accuratezza. Va bene, comunque chiedi a Phil per me, ok? Grazie, tesoro. Sei la migliore. Ci sentiamo più tardi. Vediamo di lasciarla qui. Vediamo che succede se usciamo direttamente da questa porta. Non credo che ci riconoscano. Vediamo un po'. Attenzione, attenzione. La corte è ora in sessione. Presiede l'onorevole giudice Strickland. Allora, vediamo quello che possiamo fare. Vediamo se ci possono far passare, maledizione. Forse dobbiamo svolgere il nostro solito ruolo, maledizione. Dobbiamo aspettare qualcosa. Emetti la sentenza. Vediamo un po', troppo figo. Vediamo. Caso chiuso. Che diavolo era? L'abbiamo salvato. E due venivano dalla Danimarca. Cazzo! È felice il nostro caro amico. Molto bene. Allora abbiamo svolto il nostro caro lavoro in 2 secondi. Come diventare giudice in 24 ore. Mamma mia. Allora, vediamo un po' se adesso possiamo affrontare direttamente la nostra zona. Vediamo un po', maledizione è chiusa. Mannaggia. Deve essere una zona off limits. Dove possiamo trovare la nostra chiave? Vediamo da questa parte. Amici, sono il giudice, fatemi passare, tranquilli. Vediamo cosa c'è su questo tavolo. Tomahawk con scheggia di vetro. Dannazione. Ci serve una bella chiave, amici miei. Non avete niente? Hai solo caffè, amico mio? Dannazione. Vediamo da questa parte. Ci deve essere qualcosa. Qui c'è un braccio meccanico. Maledizione, questo deve essere l'archivio della polizia. Vediamo, solo, come dire, una specie di armeria anche. Allora, dobbiamo per forza tornare indietro. Quindi abbiamo emesso la nostra bella sentenza. Vediamo di tornare dall'altra parte. Caro amico, mi dispiace che hai perso la causa, però ovviamente succede. Vediamo se possiamo dare un'occhiata nelle altre zone. Adesso con il nostro equipaggiamento possiamo, come dire... possiamo dare un'occhiata nella security room, ovvero la stanza della sicurezza. Fate spazio, qui c'è il grande Hitman con i capelli, mamma mia. Allora, vediamo cosa c'è qui dentro. Amici miei, fatemi passare, guardate che figo, Allora, qui c'è una bella pistolona. Vediamo da questa parte invece.
Vediamo. Oh, questo deve essere una specie di reception. Dannazione, stiamo esplorando tutto l'intero tribunale. Vediamo, da questa parte abbiamo il completo accesso a tutto. Oh, scambio atomico con manganello. Scheda magnetica, finalmente. Allora, vediamo un po', amico mio, tranquillo, non succede niente. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Proviamo a uscire da questa parte. Ok. Allora, ecco finalmente dove era contenuta la scheda magnetica. Io che volevo andare a cercare interamente al piano di sopra. Allora, vediamo cosa c'è da questa parte. Courtroom. Speriamo che la scheda magnetica vada per quella postazione. Molto bene. Ah, ecco perché. Adesso capisco cosa significava spegni la televisione. Probabilmente nella televisione vi erano, come dire, le prove per quanto riguarda il caso stesso. Quindi spegnendo la televisione si è preso una bella pausa il nostro caro amico. Allora, il giudice però mi sa che non è morto. Si risveglierà tra poco tempo senza capelli. Gliel'abbiamo fregati. Allora, vediamo se possiamo sbloccare la nostra bella porta. Amico mio, stai tranquillo. Ah, allora, vediamo dove siamo finiti. Vediamo un po'. Area ristretta. Deve essere la zona appunto del prigioniero. Abbiamo completato il nostro punteggio al massimo. Guardate un po', devono essere tutti i giudici della Corte Suprema. Vediamo un po', guardate che figo. Sembra Teddy Roosevelt con gli occhialoni. Eccolo qua. Allora, vediamo. Una bella grata. Maledizione, potevamo arrivare anche in questa zona tramite un condotto. Comunque, oltre la sparatoria che è avvenuta al di fuori della nostra zona, ce la siamo cavata abbastanza bene con il nostro travestimento. Vediamo se possiamo forzare la nostra serratura. Ah, dannazione, dobbiamo chiudere questa dannata porta. Io pensavo che la storia era finita qui. Vediamo se si riesce a chiudere questo dannato portone qui davanti a noi, maledizione. Altrimenti le guardie probabilmente ci noteranno. Allora, vediamo se si chiude, maledizione, oppure dobbiamo fare tutto in completo silenzio. Vediamo. Mannaggia, non credo che mi vedano. Proviamoci, dai. Andiamo, forza che ce la facciamo. Abbiamo imparato tutto su Skyrim come al solito. Presto, ce l'abbiamo fatta. Grande. Allora, vediamo dove siamo arrivati.